penso che avesse risposto Bacchisio inizialmente. Chiaro che essendo l'ultima anche lei ha citato un'ottava attribuita a Gavino Conti, però anche l'attribuzione è incerta perché per esempio proprio pochi giorni fa Dozzieri, il pronipote di Giuseppe Pilastro, mi ha detto che la nonna cantava, e lui dice di aver sentito questa ottava come cantata da Dio Pilastro anziché da Gavino Conti. Lei sa benissimo che nella tradizione orale ci sono diverse lezioni, perché è sufficiente che un'ottava venga trasmessa, mettiamo da me a Placido Checchi, da me che la ricordo bene, che però magari sostituisco anche involontariamente una parola per quelle originarie con una che a me sembra suonare meglio. Placido a sua volta trasmette a Bacchisio Bandino e fa qualche altra modifica, Bacchisio a Cicito Mazzola, con qualche altra modifica Cicito Mazzola se la trasmette per esempio a Vincenzo di Vichesu, siccome a questo non gli piace la reinventa lui e un'altra poesia. Però adesso, a parte gli scherzi, invece nel libro sono documentate anche con i tempi di esecuzione invece, che sono molto importanti, tutte le ottave imprigionate da quell'aggeggio infernale che è il registratore, dove non c'è, come diceva Bacchisio, non c'è possibilità di sfuggire alla condanna, dove tu ti giochi tutto in frazioni di secondo e la parola che dici, quella rimane. È un qualcosa di naturale, lo aveva notato già 30 anni fa, parlando di cantori dell'epoca omerica, Lilleschi, l'autore austriaco di una delle più famose storie della letteratura greca. È un procedimento innaturale perché l'acqua del fiume non si può fermare, e tanto meno l'acqua della fontana, però è l'unico modo per conservare nella sua originalità di creazione un determinato prodotto dell'emisfero destro di cui parlava Placido Checchi. Naturalmente questa conservazione implica un registro doloroso che è quello della perdita del contorno, perché una cosa è sentire oggi a freddo un'ottava del Mundo Iras, altra cosa è la ripresa piatta, consente che si muoveva dal secondo momento si muoveva su palco con tutta quella fascinazione che del Mundo Iras o Turconi o Peppe Soggi o tanti Alvaro Sasso, Andrea Fini, di tutti i grandi, per non parlare di quelli che sono adesso in attività, sapevano esercitare più che meno sulla folla. Manca la piazza. Io ringrazio molto, ringrazio tutti, colgo l'occasione adesso, tutti e tre i relatori. Bacchisio ha presentato più volte questo libro e ha fatto sempre presentazioni differenti, esaminando a seconda di Samuta sua e Savie, sempre intervenendo in maniera splendida e quindi anche irripetibile. Ringrazio Placido particolarmente per essersi soffermato sulla notazione della piazza, perché nella ricostruzione di tutto questo complesso meccanismo la piazza, il palco e la folla hanno un'importanza fondamentale, così come ringrazio Cicito Mazzola per le esortazioni, però gli rispondo anche a proposito di ortografia che io ho seguito le regole che sono state date anni fa per una maggiore comprensione della variante udorese, proprio da quel premio di Ozieri di cui tu Cicito sei stato il primo presidente. È chiaro che tutto può essere perfezionato, però io credo che l'ortografia, non sono d'accordo in questo con Cicito Mazzola, non credo che l'ortografia sia il primo dei problemi
praticabili, poi sarebbe come se avessimo il mulino e non avessimo il grano da macinare. Altri interventi? Nessun altro vuole intervenire? Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito, chi non l'ha letto, a fare un'immersione e chi l'ha letto a fare una rivisitazione, e non spaventi la parlata campidanese di alcuni di voi, di molti di voi, è un logudorese in piano. La difficoltà forse in alcuni vocaboli poco usati, ma non certo nell'ordine del discorso, nell'articolazione del linguaggio. E non ci sono dubbi che chiunque sia padrone della parlata campidanese capisce benissimo, proprio scorrevolmente, l'articolarsi di questo libro. E ringraziando soprattutto l'autore Paolo Pillon e voi e i relatori, non a tentare, ma saremo passati mesi che l'idea è questa. È possibile, e lo poniamo ora un po' intrapolandolo e costringendolo, è possibile organizzare, che ne esiste stasera, un'altra sera, è possibile organizzare una prova didattica, chiamare due politici, diamo un tema noi sul momento e ascoltare con calma, anche interrompendoli, non interrompendoli durante ma tra un'ottava esatto, dopo Kimber cos'è sottava, bloccandoli e dire ma com'è che avviene? Cioè capire noi com'è che avviene questa costruzione del verso, perché lì l'arcano misterio si serva e renderla didatticamente produttiva, perché a me interessa molto questo meccanismo, portarlo nella scuola. Questi nostri studenti che non sanno come si costruisce la poesia, che se la sentono parlare addosso, e molto tue, da in alto diretto, din sulla vetta di una torre antica passa la solitaria alla campagna cantando l'altro. Ma Leopardi bagherrato, cancellato per la testa, e danno a essere interessanti per scomente, si costruisce, si palazza, sta dopo queste, la poesia e sorpresa. E a Paolo Pillon gli mandano scusa per pensare a tuo poeta. La Fondazione Sardegna vuole fare non una seconda presentazione, si presenta sempre su lì e si presenta dai senatesti come per presentare in Sardegna, ma non si interessa io a questa esperienza, a questo provo, vedere noi come testi. E poi ti mandiamo su, a cui in questo momento ti spessa come interviene,